Buonasera a tutti, visiti voi, tenore oie, di 20 chimbe, 26, scusate, de capitanni, e siamo entrando già in questa questione esta del suo miracolo, da crash cominciata, ma stasera ma già cose importanti, e quindi poi lasciamo rappresentare, insomma. Intanto cominciamo diretto da presentare come te Said, scusate il ritardo, ma è un po' a che ne prelievo, un po' roba di analisi che non sanno, quindi ha portato un po' di ritardo, però ve la pacudita, ma poi preparati nie tutto canto su che bitti da preparare. Vediamo come te Sadie oggi. Beh, Sadie si presenta bella, che ha sempre la ida nostra, si presenta de voi, che quest'anno vede almeno reda che si inchiudono in quel comunque sono dopo la super sono appena sfumana, ma veramente un spettacolo a fotografare non si dice questa bella ida nostra. È stato un peccato che Besè questa copertura in da innanzi di casa non abbiamo poi vedere un'altra parte della ida, ma comunque non rendiamo conto sempre del canto bella questa ida. Ecco qua, che lo quindi libero, poco come, poi schimo già da Eresi che a calcolare verso la una, ma poi controlliamo sul Saravallo. Bene, andiamo dritto su Saravallo, nello Saravallo infatti non era gai più o meno verso mezzodì, era il Marcaia Sauna, a cucustare un opaco, prima invece che l'Alberto come Tescomo fino a mezzodì, insomma. Poi verso la Schimbe non mostra da 20% di possibilità di abba, cioè praticamente nulla, difficilmente che su 20% vi provate. 23 gradi temperatura massima, 13 gradi temperatura minima. Andiamo da innanzi, sabato casa, ecco qua, vedono qualche gottivo abba su 40%, speriamo da chi poi Zelet non giochino che la televisione dopo la sese, sul concerto este a Saldecchie, speriamo da chi non prova, insomma, non chiediamo che non rovinate esa esta, che li spalazzato viene da Sasunne, che poi qualche gottivo abba, però è andata aumentando, viene da su 40% verso la sese poi lo controlliamo, insomma, magari lo potevo controllare pure diretto, poi vedere ite diano sacchete crasa, insomma, andiamo a su meteo, vediamo meteo biti, ecco qua, vediamo in dire crasa de sabato, allora andiamo da innanzi verso le 22, allora non bisogna sorrogare, no. Verso le 22, niente, Zelata a Sassese, Zelata e quindi a Saldecche non vi provete pro fortuna, insomma, magari marcata su Saravallo. Bene, coliamo diretto a so stoccamento, va bene, e quindi abbiamo schifo crasa, abbiamo la partita del Sabitese su Pramonte, e poi ormai bestia in questa materia di serie pure la Lulese, quindi Sicchimo viene a Lulese, Lulese 1981, io ho attaccato in San Vero Milis, io ho attaccato in IE, invece la Bitese io ho attaccato in Ocche in casa. Bene, e quindi abbiamo da fare che sa diretta di questa bella partita, che sicuramente a essere del Sabitese. Poi dopo un toccamento da dare e un toccamento di Kirka, serve in filmato e foto del solvente chimbano del sacerdozio del Don Mario Mula, cerimonia in su piazzale del suo miracolo, dove è arrivato pure il Papa, mimato dai soldi a Chimolo, praticamente ebiti questa macchina scappotata che abbiamo fatto appositamente, tinta bianco e non bebeata uno che ha sa vinta e se su Papa che Benedetto qualche festa a su sacerdozio del Don Mario Mula, a cerimonia su piazzale del suo miracolo, presumibilmente due messa e battordi, che insomma, cioè se bisogna questa fotografia, l'ho filmato, e insomma, fa chi te non lo sa, non serve né tanto a BCTV, ma BCTV post archivio, ma postiati riserve di pro o soldi a Chimus. Bene,
E andiamo da innanti, nanne chi, siamo aspettando po' casa, un concerto adesso ricchi e poveri. Beh, abbiamo preparato un'anteprima, abbiamo preparato un po' questa vaina, andiamo alla idere questa anteprima, allora, andiamo alla idere anteprima, un attimedio, che la piccamo, eccola qua, l'anteprima dei ricchi e poveri, Abbiamo ricchi e l'onore di poveri, presentare, festival siamo con noi parlamentare, stasera visti i 07 2016. poveri. Ecco qua lo nostro, perché non l'ha fatto, insomma, tutto da destra, Giovanna, Claudio non è che lo è buona, bene, poi casa, però devi solo non essere fatto, non che questo non ha bloccamos in ok, tornamos su connotto, tornamos de preciso a Bizzitivulu, cercamos in ok, eccolo qua, e bisemoso, de preciso in ok, cioè il suo cartellone su miracolo, poi la sesta, calcola di mandato ma come mai, la di Vizzichese, sti spostata, eccetera, eccetera, beh, una strategia del suo comitato e insomma a su chiacchiere nei stiamo, abbiamo pensato dai gai e gai non dobbiamo scontentare, quindi sabato 27 del Capitanni, ore 16, Piazza Sproni, gonfiabili animazione bambini, ore 22, Piazza Sproni, ricchi e poveri in concerto. A seguire DJ set con Tom C. No, Nisco, chi è questo Tom C? Vabbè, comunque sono un DJ che pone musica, insomma, ecco, ma soggetto principale di questa serana musicale sono i ricchi e poveri. Bene, andiamo poi sul cartellone religioso e amo oggi è 26 giornata di preghiera per gli ammalati e gli anziani, ore 17, Santa Messa con il rito della unzione degli infermi. Ecco, questa messa la trasmettiamo in diretta, posso che sono in forasa, posso che sono in bici, però non si possono muovere, proprio posso al malaio, posso all'infermo, o chi non sono in grado di andare a Sacreia, insomma. Poi qualcuno maternale finché tiro lo santo alla branca, ma lo santo branca che lo tira solo le volte, tanto può chiarire, insomma, chi è matta ha nato, chi, dato questa attribuzione, insomma, ma visto TV anche su che succede, sono socro de saida e penso che sono socro de sol malaido, che non possono andare a messa, hanno il diritto di ascoltare la messa, canto, so che vi possono andare. Oppure viene a finché sono all'argo e a nono, ecco questo anche questo servizio che ha visto TV. Poi non si critica e sta a messa è pure ben accettata, insomma, non va problema.
Bene, bene, bene. Nato questo, mi pare che lo per Masati da aggiungere, ecco qua, e andiamo ora sul giornale. Bene, BT World Tourism UNESCO, anche la riserva della biosfera. Cioè, questa è una bella nuova, la rassegna romana mette in vetrina il patrimonio dei territori. C'è anche una delegazione della riserva della biosfera MAB UNESCO di Tepilora, Rio Posada e Montalbo, l'unica riconosciuta in Sardegna, e una delle 21 di tutta Italia a rappresentare a Roma la Sardegna in occasione della World Tourism Event UNESCO. L'evento è in calendario oggi e domani, 26 settembre, negli spazi degli stand organizzati dalla Regione nel complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia, a pochi passi da Piazza San Pietro a Roma. La fiera promossa nella capitale è una rassegna di particolare importanza nel panorama degli appuntamenti di promozione turistica, dove la Regione Sardegna ha messo in vetrina i diversi riconoscimenti UNESCO che caratterizzano il ricco patrimonio immateriale, culturale e ambientale dei vari territori isolani. La riserva della biosfera partecipa all'iniziativa organizzata dall'assessorato regionale del turismo attraverso il soggetto referente del Parco Naturale Regionale di Tepilora, che ha coinvolto il CEAS dell'area MAB UNESCO. La riserva della biosfera si estende per circa 165.000 ettari, con 50.000 abitanti nelle regioni storiche dell'Alta Barbagia, della Bassa Gallura e anche del Monte Acuto e della Baronia. Alta Barbagia, sti sbagliato, vabbè, questa è Barbagia di Bitti, noi sta Alta Barbagia, e vabbè, poi Bassa Gallura andrà bene, e Monte Acuto il Matessi e Baronia uguale. I comuni interessati sono Ala dei Sardi, Bitti, Buddosò, Budoni, Cartellì, Irigoli, Loculi, Lodè, Lula, Onanì, Orune, Osida, Padova, Posada, San Teodoro, Siniscola e Torpè. Bene, bene, bene. Bisogna andiamo da innanzi e fai damo de attero ed è preciso, damolo. Dunque, cammino di Bonaria con 50 allievi, un pacco, ma siccome te l'avevo preparato gente sacratea, aspettando su quell'ambulatorio, quindi non bisogna solo evidenziatore del colore grovo che uso da norma. E quindi siamo le donne e adesso cammino, adesso le Bonaira. Domani, con partenza alle ore 8:30, 50 studenti del liceo Fermi di Nuoro, accompagnati dai docenti, percorreranno la sesta tappa del cammino di Bonaria, affiancati dai volontari dell'associazione Cammino di Bonaria. La tappa dal Monte Ortobene fino ai comuni di Orani e Sarule raggiungerà il santuario di Monte Gonare. Definita la cima del cammino di Bonaria, sarà una giornata all'insegna della libertà e della condivisione, anche un'occasione per apprezzare la bellezza dei paesaggi. Vabbè, santuario del Monte Gonare, descritto il Gonare non è una Madonna, Gonario è Gonario di Torre d'Arborea, insomma, un giudice che ha recare questa creia in onore, insomma, su e tutto, Monte Gonario. Per i docenti del liceo scientifico la camminata rappresenterà un momento di confronto sui valori che l'esperienza propone, il rispetto delle regole, l'essenzialità dei beni materiali e l'ascolto dei custodi del territorio. Ascolta, custodi del territorio poi di Andrea Veresso Pastore. Non mi risulta che va a parlare lo custode. Bene, bene, e no che andiamo a una questione che hanno sollevato centrodestra, altri 10 milioni della discordia per riaprire la galleria di Moghina. Polemica accesa tra le forze politiche sull'attribuzione del finanziamento. E in effetti in questa
a Galleria de Moghina, ma sempre qualche cosa che non fanno. L'infrastruttura più importante della città è chiusa da 4 anni e per i lavori necessari alla sua riapertura piove una cifra monstre di 20 milioni di euro, pensate un pacco, ben si innova. La riqualificazione della Galleria di Moghina dovrebbe essere una buona notizia e invece è diventata il centro di una accesa polemica politica. Nasce tutto dall'annuncio dell'ex assessore regionale di lavori pubblici, oggi consigliere comunale di opposizione Pierluigi Saiu. Il CIPNES ha assegnato alla regione altri 10 milioni di euro per gli investimenti di messa in sicurezza della galleria nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo e la coesione della regione, dice il capogruppo di Siamo Numero. Ringrazio per questo il sottosegretario Alessandro Morelli e aggiunge: queste risorse si sommano ai 10 milioni di euro stanziati nella precedente legislatura dalla giunta Solinas, di cui facevo parte come assessore. Su mia proposta, infatti, nella variazione di bilancio che il Consiglio regionale approvò a fine 2023, ricorda Saiu, vennero programmati i primi 10 milioni di euro. Lo stanziamento fu assegnato all'OIS, la società di in-house della regione controllata dall'assessorato ai lavori pubblici, sulla base delle stime che vennero fatte allora. Quei fondi sono stati oggi integrati dal governo centrale e sono proprio le lodi tessute da Pierluigi Saiu all'esecutivo nazionale a scatenare tutta una serie di risposte a catena. A seguito di una riunione con il comune di Nuoro, gli uffici e i progettisti, avvenuta all'inizio del mio mandato, ho scoperto che quei 10 milioni non bastavano a risolvere il problema, precisa l'attuale assessore regionale ai lavori pubblici Antonio Piu. Interpellato sul tema, dunque sono io che ho deciso di destinare sulla galleria di Mughina gli altri 10 milioni che il governo non può intestarsi in questo modo. Questi soldi infatti vengono dall'accordo da oltre 2 miliardi di euro siglato tra Presidente Alessandra Todde e la Premier Giorgia Meloni. Insomma, la rola di scena, questo la Poatoieo, no, curdato la Poatoieo e così via. Campagna elettorale, siamo in elezione provinciale di secondo livello, ma questa cosa influisce in esumatezza. Bene, andiamo da innanzi. Una rivoluzione contro la dialisi. Nasce il rene bioartificiale, una bella nuova veramente per tutto sul malato delle malattie renali che sono in dialisi, insomma. Il professor Roy a Milano presenta il dispositivo. Può cambiare la vita di milioni di pazienti. IBAC è bioartificiale, impiantabile e combina biotecnologia e ingegneria. Veramente una cosa appassionante la bioingegneria. In Italia un adulto su 10 è affetto da malattia renale cronica, come certificato dall'ultimo report di Fondazione Italia del Rene e Società Italiana di Nefrologia, IRC. Insufficienza renale cronica causa la perdita graduale delle funzionalità dei reni e oggi esistono due vie per curarla: il trapianto e la dialisi. Il professore Suvo Roy, bioingegnere, la cui ricerca è dedicata allo sviluppo di dispositivi biomedici per rispondere a bisogni clinici non soddisfatti, da anni studia per trovare un metodo alternativo. L'attività di ricerca di Roy avviene a San Francisco, scusate, all'Università della California. Qui è nato il Kidney Project, che ambisce a sviluppare un rene bioartificiale impiantabile nell'addome dei pazienti per curare le malattie renali croniche. Nella sede del NEC Difference a Milano, il professore ha presentato il suo progetto nel corso di un evento organizzato dal professor Roberto Cacciola, chirurgo esperto
in trapianti di reni, al quale hanno partecipato il professor Roy e il professor Ferraresso di Unimi, professor Castellano, Unimi, professor Rampino, UniPV, dottor Orfeo, direttore sanitario policlinico di Milano, ospedale Maggiore. Va bene, questa è veramente una bella nova, po' tutti los che sperano di distaccare da essa dialisi, che si accete in nuvolo, oppure una cosa che si accete peritoneale in domo proprio. Andiamo da innantisi, 3 bicchieri a 17 vini sardi, tra new entry e grandi classici. Il mondo enologico isolano è forte e vitale. Ne siamo scontenti al meta. Un poker comanda le pizze. Remi, Bosco, Framento e Maiori sono i locali che ottengono i 3 spicchi. In tutto sono state 18 le pizzerie inserite nella guida contro nuovi ingressi. Siamo già ai danni ovviamente del Gambero Rosso, siamo già ai danni 2026. Il nome di questo vino che sono entrato e pure questa pizzeria sarda che sono evidentemente meritevoli di anche parte del suo Gambero Rosso. Decadenza Todde, sentenza o rinvio, politica regionale col fiato sospeso. Il verdetto potrebbe arrivare oggi, ma anche slittare di qualche giorno. Vabbè. Potrebbe essere il giorno della verità e del verdetto della consulta sui ricorsi della regione nel caso decadenza. Dopo l'udienza di mercoledì a Roma cresce l'attesa per una sentenza che inevitabilmente avrà forti ripercussioni sul futuro della legislatura e sulla politica regionale. Non è da escludere però che la Corte possa prendersi un po' di giorni in più di quanto previsto prima di arrivare ad una decisione e ad ufficializzarla. Poi il problema non sarà la motivazione di questa sentenza. Ghirra, AVS, sui mafiosi a Utta, il ministro Nordio ha già deciso, cioè praticamente che l'ho fatto a Inocche. La deputata sul trasferimento del 41 bis in Sardegna, il governo ci ripensi, ma figurati. Non sembrano essere serviti i numerosi appelli di amministratori, giudici, associazioni e territorio. L'arrivo dei 92 detenuti al 41 bis del carcere di Utta sembra imminente. Il ministro della giustizia Carlo Nordio non ha affatto negato la volontà di trasferire dei boss mafiosi ad Utta. E quanto spiega la deputata di Alleanza Verde Sinistra, eccetera, eccetera, Francesca Ghirra, dopo la risposta del ministro Nordio a una sua interrogazione parlamentare. Ha anche specificato che è attualmente in corso la realizzazione del fabbricato servizi, la cui conclusione dovrebbe avvenire entro quest'anno, al massimo entro i primi 2 mesi del 2026. Insomma, tutto lascia pensare che a breve avverrà il trasferimento in colonia, spiega l'esponente AVS. In ballo c'è anche la questione del pericolo mafie in un territorio in cui la loro presenza ormai è stata riconosciuta. Ma va, processo Becciu, rigettato il ricorso. Vittoria delle difese sull'appello formulato dal promotore di Giustizia Vaticano. L'appello presentato dal promotore di Giustizia Vaticano Alessandro Diddi è stato respinto. Questo è l'esito della terza udienza del processo d'appello in merito alla gestione dei fondi della Santa Sede alla compravendita del Palazzo di Londra, che vede coinvolto tra gli altri anche il cardinale Angelo Becciu. Vabbè. Andiamo da innanzi. Raddoppio RVM, Urso contro la regione, non ci ha coinvolti, troppi rischi, procedura da approfondire, cioè questo l'hanno fatto travaglio abusivo, però non si decide. Anche lo demolire addirittura lo pettine giù via a posteriori invece che lo pettine prima. È stato rinviato di una settimana il tavolo tecnico ministeriale che deve discutere del raddoppio degli impianti RVM di Domus Novas.
lo ha deciso il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha aperto e subito aggiornato al 30 settembre la riunione convocata nella sede romana del Dicastero. Abbiamo appreso, ha detto il rappresentante del governo, che la giunta regionale sarda ha adottato una delibera su questa materia. Ci saremmo, aspettati che tale decisione fosse condivisa e approfondita qui in questa sede, a un tavolo che era stato convocato settimane fa di fronte ai rappresentanti dei lavoratori che rischiano il loro posto di lavoro. Ecco quale sarma delicato. Se chi fa che bomba, se no non lo licenziamo. Tuttavia la regione ha scelto di non partecipare. Ben fatto, ben fatto. Andiamo da innanzi, provincia, sfida tra Ciccolini e Uda. Elezioni lunedì, sindaci e consiglieri comunali esprimeranno il proprio voto sulle due liste in campo. I due aspiranti presidenti a confronto sui programmi e scelte politiche, e quindi non chiamiamolo direttamente in ballo. Aspirano a entrambi alla carica di presidente della provincia, ognuno a modo suo, perfino di fronte alla rinascita di un ente bistrattato e spazzato via da un referendum. Sono sempre stato un provincialista sfegatato, perché la riforma che ha ridimensionato l'ente e le competenze e il referendum portato avanti con l'illusione dell'abbattimento dei costi della politica è stato un inganno. Ha tolto ai territori risorse, rappresentatività. Bene, le elezioni che sono di secondo livello, con l'auspicio che si torni a quelle dirette, dice Giuseppe Ciccolini. Non lo so quanto sia questa frase sia produttiva. Sindaco di Bitti, amministratore straordinario della provincia, esponente DEM. A sfidarlo Riccardo Uda, primo cittadino di Macomer, che sulle province dice: sono d'accordo con il referendum sulla cancellazione, ma se si vogliono tenere vanno rimesse in un sistema elettivo diretto, e tiene a fare una precisazione: ho un'anima civica e laica, non rappresento il centrodestra, non mi ritengo esponente di niente, una lista di centrodestra ha deciso di sostenere me, cosa diversa, e di questo naturalmente ringrazio. Cioè, li dichiarano distaccato dal suo partito ambarduro. Vabbè, Consiglio regionale, l'incubo decadenza sulla via delle riforme, varata la commissione statutaria in attesa della sentenza su Tonne. Cioè, commissione statutaria che poi deve occupare pure della legge elettorale e del bosamento, che la statutaria è stata presentata da Essoru e poi bozzata, insomma, non è arrivata in porto. Vabbè, insomma, bella cosa buona, bella cosa mala, ma comunque sia qualche cosa di mezzo adesso che sto it. Dibattito acceso sulla riforma, sulla forma di governo e legge elettorale. Questo è sempre in particolare con l'approvazione di una legge statutaria sulla forma di governo della regione, come previsto nel nuovo titolo quinto della Costituzione. Inoltre, secondo Comandini, è urgente modificare la legge numero 1 del 1977 sulle competenze degli assessorati. Nel dibattito politico sono intervenuti Antonello Soro, questa è una seduta che hanno fatto degli ex consiglieri regionali. Antonello Soro, quindi ex, già consigliere regionale e deputato, due ex governatori, Cristian Solina e Renato Soro. Quest'ultimo ha ricordato che una legge statutaria fu votata quando lui era presidente, ma poi bocciata nel referendum confermativo, e ha sollevato dubbi sulle chance di approvarne un'altra nella legislatura in corso. Va scritto nella legge in corso, ma è nella legislatura in corso che secondo Soro non arrivata a maturazione. Oncologia, decolla la riorganizzazione della rete chirurgica. Tavolo tecnico permanente per i percorsi
diagnostici, terapeutici e assistenziali. Speriamo che sia vero questo. Via libera dalla Giunta all'attuazione del piano oncologico regionale e alla riorganizzazione della rete chirurgica, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'uniformità delle cure per i pazienti. Tra le principali novità c'è la ridefinizione del tavolo tecnico permanente per i percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali, oncologici, con esperti e referenti delle aziende sanitarie. Viene inoltre rafforzato il ruolo del tavolo come presidio metodologico e di integrazione operativa dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali, garantendone omogeneità, monitoraggio e miglioramento continuo. Ma Catta e Gai, indipendentismo ai margini dell'azione del campo largo. E beh, i te che riata quanti scuseggia, prima che ha fatto su rivoluzionario, poi si sta masettato e si è stato sul campo largo. E come poi te ne dai contare? Ha girato un pacco il voto, giustamente, che l'indipendentista mica vota Raisse, bah, vediamo mancare altri. È come se lamentando che non conta nulla. Vabbè. Allora, andiamo da innanzi, la dermatite rallenta, ma ora l'allarme arriva dalla lingua blu, siamo in Unione Sarda, febbre degli ovini, focolai raddoppiati, oltre 6.000 capi malati in tutta l'isola, come se il problema è la lingua blu, invece la dermatite pare chilesi e superanne, a bella bello. Grano, agricoltori sardi in piazza, oggi col diretti a Cagliari, contro le speculazioni. Il che va succedendo su Tricco, anche la Sardegna sarà al fianco del popolo del grano, pronto a scendere in piazza oggi a Cagliari con una mobilitazione davanti alla prefettura. La voce dell'isola si unisce così al resto d'Italia, da nord a sud, dove migliaia di agricoltori della Coldiretti manifesteranno per denunciare le manovre di veri e propri trafficanti che utilizzano le importazioni di prodotto straniero per far crollare i prezzi di quello italiano, scesi ormai drasticamente sotto i costi di produzione. Speculazioni che rischiano di far drasticamente diminuire le capacità produttive del Paese in un settore strategico per l'approvvigionamento alimentare, con pesanti conseguenze dal punto di vista economico e ambientale. Anche nel capoluogo isolano, appuntamento alle 9, in concomitanza con il resto del paese, quando gli agricoltori invaderanno pacificamente con cartelli, bandiere e striscioni il luogo di ritrovo, così come gli altri luoghi nazionali, simbolo della ceriagricoltura, da Bari e la Puglia a Palermo e la Sicilia, insieme ai presidi di Cagliari, Firenze e Rovigo. Bene, andiamo da innanzi, abbiamo usati, Lugalo. Damolo un spaziello. Alessia Orro, partita bambina, Alessia Orro torna da regina. Ieri la fuori classe azzurra ha debuttato con il Fenerbahce nella sua Oristano, emozionata. La favola della pallavolista di Narbolia, cresciuta a Milano, che la formazione turca ha ingaggiato a peso d'oro. Saputo che è andata a giocare in Turchia, tanto sa che Gai, ma con un sardo che sia Italia che sia Turchia e te cambia. Jet di Putin su Alaska, politica internazionale, siamo in Unione Sarda, su Alaska e Lituania, Mosca se li abbattono e guerra. Insomma, ormai siamo a bullismo internazionale totale. Zelensky avverte il Cremlino, cercate rifugi antibomba lì vicino. Nuova giornata di tensione nei cieli occidentali, prima negli USA, in Alaska e poi in Europa, in Lettonia, ed è sempre la stessa storia, aerei russi pizzicati a volare troppo vicino se non all'interno dello spazio aereo alleato. Le coincidenze
se così vogliamo chiamare, si moltiplicano sempre di più e all'interno della NATO ormai non ci sono più molti dubbi sul fatto che Mosca non agisca per caso, per ragioni disparate. Il suo ambasciatore a Parigi ha intanto avvertito: se un nostro aereo dovesse essere abbattuto, un aereo del fratello Barroso, sarebbe la guerra. La US Air Force ha infatti spedito 4 F-16, altrettante aviocisterne e un E-3 radar per intercettare 2 bombardieri strategici Tu-95 e 2 caccia S-35 all'interno della designata area di identificazione, mentre la NATO ha fatto alzare in volo 2 Gripen ungheresi schierati in Lituania per intercettare un Su-P30 e un S-35 e 3 MiG-31 russi che volavano in prossimità dello spazio aereo lettone. Ai 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 ai. Ai 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 ai. E in tanti dicono che sta scuola del Zelensky. L'unica speranza è che sia prigioniero dei russi. Vabbè, non se la sapeva, ecco qua. Già il conflitto Volodymyr Zelensky, che di speranze nell'esito del Blitzkrieg diplomatico ne ha sempre nutrite poche, ha dichiarato ad Axios di aver chiesto a Trump un nuovo sistema d'arma che costringerebbe Vladimir Putin a sedersi al tavolo dei negoziati e ad avere ricevuto il sostegno esplicito dalla Casa Bianca, a colpire le infrastrutture energetiche e l'industria bellica russa. Al Cremlino aggiunge: il presidente ucraino farebbero dunque bene a studiare bene dove si trovano i rifugi più vicini di pace, insomma se ne intravede ben poca. Oh yeah. Fondi illegali mai trovati, ma Sarkozy viene condannato in Francia pure. Non è che li scanacche, non è che lo ha canappi scheda questa cosa, questo è condannato, cioè non è un'anima pia, però assai ne prova sicura, non pare che non bennapat, 5 anni per associazione a delinquere all'ex presidente, sono innocente. Il tribunale, alla lettura della sentenza sullo scandalo dei fondi libici, mentre cala un silenzio di ghiaccio in aula, la presidenza pronuncia le parole che nessuno si aspettava: esecuzione provvisoria per il mandato d'arresto. Per la prima volta nella storia della Francia un presidente della Repubblica finirà in carcere. A 70 anni Nicolas Sarkozy, condannato a 5 anni per associazione per delinquere, andrà in carcere. Con il volto tirato da una rabbia a stento trattenuta, ha ripetuto: io sono innocente, dormirò in carcere, ma lo farò a testa alta. E va bene. La flotilla respinge la mediazione, pronti a rompere l'assedio di Gaza. Israele non consentirebbe alle barche di entrare in un'area di combattimento, ma certo la flotilla non poteva accettare un accordo di questo tipo. È una manifestazione che fa proprio pro seccare l'assedio di Gaza israeliano, e quindi certo che non poteva depositare los aiutos che giocano a bordo di San Naves, da depositare in Creta e poi insomma lo lascia distribuire dai suoi israeliani, assolutamente no. Abu Mazen vogliamo la pace nella striscia, c'è un genocidio. Netanyahu contro chi riconosce lo Stato palestinese. Abu Mazen non ha più visto, però andare a fare dare il sonno, insomma, dai parte sudamericano. Hamas non avrà nessun ruolo nella guida di Gaza dopo la guerra e dovrà deporre le armi. Siamo pronti a governare e a lavorare con il presidente Donald Trump, la Francia, l'Arabia Saudita, l'ONU a un piano di pace. In videoconferenza all'Assemblea Generale dell'ONU, dopo che gli Stati Uniti gli hanno negato il visto, il leader dell'Autorità Nazionale Palestinese, Abu Mazen, condanna il genocidio di Israele e ringrazia tutti i paesi
che hanno riconosciuto lo Stato palestinese, mentre Benjamin Netanyahu, arrivato a New York per il suo intervento a Palazzo di Vetro, non arretra sulla sua linea. Lo Stato della Palestina non ci sarà mai e chi lo riconosce fa un favore ad Hamas. Altre cose, allora, questo l'abbiamo già visto, avevo stato in secolo, resta l'unica pagina, ecco qua, droni, jet e minacce di guerra. In occasione Nuova Sardegna, tensione Russia-NATO, nuove violazioni con aerei in Danimarca, Lettonia e Alaska, gli alleati pronti ad abbattere l'ambasciatore russo, se lo fanno sarà conflitto. Sarkozy, condannato a 5 anni, e basta, non vamos. Manifestante Propal manda il traffico in tilt nell'ambito dei dispositivi di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio effettuati dalla questura di Padova. Nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 12:30, personale della squadra mobile in servizio nel piazzale della stazione ha notato la presenza di una giovane donna che, dopo essersi posizionata sulla corsia della linea tranviaria al grido di Free Palestine, indossando una bandiera palestinese, ha interrotto la regolarità del servizio pubblico, costringendo alla momentanea sospensione della circolazione per alcuni minuti della metropolitana. Insomma, vabbè, Cospito respinto, respinto il ricorso, resta al 41 bis. Cospito, questo corso anarchico che è stato posto al 41 bis, che hanno capito il mese i scaditi del 41 bis e dimoslo poi e hanno fatto che in questo salutiamo a tutti lo che hanno ascoltare e lo diamo appuntamento a questo orta e die a sta diretta della missa del Sol Malaido. Bene, terminiamo in occhio 79 che si sigla del tantatura. Bene. Menzo videre, buona tutto da Bizzi TV. Adioso e menzo a casa.